Liberati dall'irruzione dei carabinieri in tenuta antisommossa dopo essere stati sequestrati dai richiedenti asilo. E questa è l'immagine simbolo della nuova giornata di tensione all'ex Serena. Tutto è iniziato questa mattina quando è stato individuato un nuovo contagiato al virus e ai migranti è stato comunicato che l'intera struttura era in quarantena. 340 le persone all'interno, alcuni di loro hanno avuto una reazione violenta, come ci racconta una delle protagoniste del sequestro all'interno di una delle stanze. I ragazzi sono molto agitati perché era risultato positivo un caso di Covid e loro, sentendo che dovevano stare in quarantena, che non potevano andare a lavorare, questo li ha un po' agitati, cioè ci tengono molto al loro lavoro, noi capiamo anche un po' la loro posizione. Mi hanno sequestrato. Li abbiamo visto uscire dopo l'irruzione della polizia. Forse era l'unico mezzo che avevano un po' per tirare l'attenzione, insomma, però non ci hanno fatto niente. Portoni dell'entrata principale sbarrati da migranti in rivolta all'interno. I carabinieri, per poter entrare, hanno deciso di forzare l'entrata utilizzata per portare le vettovaglie. Qui, dopo aver tranciato un primo lucchetto con le cesoie, hanno dovuto aspettare i pompieri per tagliare la seconda catena con un flessibile. Nel frattempo, dall'interno, i manifestanti hanno iniziato a lanciare di tutto e soltanto l'utilizzo di una lancia a piena pressione d'acqua ha permesso ai pompieri di aprire il cancello e ai carabinieri di entrare e creare un corridoio di sicurezza che ha permesso di aprire la porta dove erano rinchiusi il personale del NULS 2 presente alla Serena per i prelievi di ulteriori tamponi e i collaboratori della cooperativa che gestisce il centro di accoglienza. Caserma successivamente sigillata dalle forze dell'ordine, mentre come ieri è toccato al vicario della questura di Treviso iniziare le trattative con i rivoltosi. Rammarico dal sindaco di Casier, che è stato all'interno della caserma fino a pochi minuti prima dello scoppio della ribellione. E pensare che questa mattina sono stato qua tutta la mattinata dentro ed era tutto abbastanza tranquillo. Poi che ha fatto scatenare questa reazione va a capirlo. Solo dopo l'1 del pomeriggio la situazione è rientrata con il personale della cooperativa di gestione a ripulire il disastro. Per questo un indignato sindaco di Treviso ha chiesto che il ministro dell'Interno venga davanti alla caserma. La situazione è tornata alla normalità grazie a un grande lavoro di mediazione da parte delle forze dell'ordine che hanno aperto un canale di dialogo con gli ospiti. Però il ministro credo che questa volta debba alzarsi dalla poltrona romana e venire qui a Treviso a vedere com'è la situazione, quali sono i disagi e soprattutto io ci tengo tantissimo che si venga a scusare con i nostri cittadini.